Presentato in Regione il primo piano per la sicurezza dell'acqua, Veneto capofila, sotto analisi della rete degli acquedotti che servono Vicenza, Verona e Padova. Veneto capofila di un progetto a favore della sicurezza dell'acqua. Anche il Po è contaminato dai PFAS, a dirlo sono recenti analisi cliniche che gettano però benzina sul fuoco. Le sostanze rilevate nelle sue acque infatti non sarebbero riconducibili a quelle sversate dalle aziende che hanno inquinato gli acquedotti di Vicenza, Verona e Padova. Si tratterebbe di composti di ultima generazione. E così, dopo la marcia pacifica su Roma delle mamme no PFAS, benedette anche da Papa Francesco, è la stessa Regione Veneto a voler tutelare la popolazione da altri eventuali tragici episodi. L'occasione è stata concretizzata durante il convegno patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che a Venezia ha visto protagonisti la Regione e Vivere Acqua. Il consorzio è nato dal gioco di squadra di 12 gestori idrici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, tra cui spiccano Etra, Acque del Chiampo e Medio Chiampo. Durante il convegno è stato presentato il primo piano di sicurezza dell'acqua. È una svolta, presentiamo il primo PSA, il piano di sicurezza dell'acqua, il primo in Veneto, tra i primissimi in Italia, in pratica il bollino blu dell'acqua. E questo deve essere il significato che deve arrivare alle persone, agli utenti. Questa prima esperienza, che ha coinvolto la rete di Lonigo in provincia di Vicenza, che serve oltre 100.000 persone in 26 comuni di 3 province, rappresenta un nuovo metodo di valutazione e di gestione dei rischi a carico degli acquedotti. I dati raccolti infatti provengono dall'intera filiera, dalla captazione dell'acqua di falda alla distribuzione alle varie utenze. Controlli più frequenti e più capillari quindi per tutelare la nostra salute e la qualità di ciò che beviamo. L'obiettivo è quello di dare vita a piani di sicurezza dell'acqua per ogni sistema acquedottistico del Veneto.